Cara Anna, vorrei dirti tante cose. Inizia così, come una lettera che arriva subito al cuore, il trailer di 18 regali, il film che racconta la storia vera di Elisa Girotto, mamma di Spresiano, stroncata quarantenne dal tumore al seno, che prima di andarsene ha comprato 18 doni, uno per ogni compleanno della sua bambina Anna fino alla maggiore età. Vorrei dirti com'è la vita e come va affrontata. Vorrei trasferirti il mio modo di fare e di pensare. Ha scoperto di essere malata il giorno stesso in cui la piccola è venuta alla luce, Elisa, una diagnosi che non dava speranza, e lei, invece che alla morte, ha guardato alla vita, lasciando ad Anna il segno della sua presenza. Un percorso doloroso per madre e figlia, ma anche per il marito di Elisa, Alessio Vincenzotto, come cerca di testimoniare la pellicola nelle sale dal 2 gennaio e di cui Fanpage ha pubblicato il trailer. Vorrei esserci nei momenti di difficoltà. Non si può. Il destino ha deciso così. Tutti gli anni con questa cazzata dei regali, ma perché? Ma cosa pensi, che stai male solo tu? Ma te ci hai mai pensato a me? Una presenza quasi fisica, quella della mamma, attraverso i suoi doni, le sue parole, la sua sconfinata dichiarazione d'amore alla figlia. Questo è il mio ultimo regalo e spero che ti piaccia. Ora sei diventata una donna e io ti amo alla follia. La tua mamma.